generali, le tematiche generali, però come metodo noi preferiamo che però non si parli di questioni che sono specifiche di altri quartieri, altrimenti portiamo confusione. Spesso capita che magari qualcuno prende la parola per dire, per esempio, che non so, la via di San Nicandro c'è una buca, cioè voglio dire, meritiamo perché parliamo del 2000%, perché siamo già stati lì. Va bene, va bene parlare di problematiche in generale della città. Le altre cose che una cosa che noi spiegherà bene anche l'assessore Bruno è il fatto che noi stiamo facendo una sorta di appello anche a rispettare, cioè a raggiungere un aumento del 5% di raccolta differenziata entro i primi 6 mesi dell'anno, perché questo ci eviterebbe il pagamento di una ecotassa un po' troppo salata. Nel dettaglio mi spiegherà meglio l'assessore Bruno. Comunque l'impegno che noi vi chiediamo è di fare sempre più comunque raccolta differenziata delle nostre abitazioni e di diffondere. Questo magari ci può aiutare anche il minimo, magari ripetendolo domenica come diciamo una sorta di appello civico. C'è il grande sforzo che deve fare il movimento quest'anno, questi 6 mesi, è di fare la raccolta differenziata in attesa che ci sia il nuovo patto della raccolta differenziata che stiamo per far partire nell'ambito di raccolta ottimale, per quale obbligatoriamente fa parte della. Quindi diciamo noi stiamo facendo questo appello in questo senso. Come altre ci sono ovviamente tante questioni che noi stiamo ponendo, diciamo che stiamo mettendo sul tappeto. Ovviamente noi ci stiamo concentrando, cercando di concentrare, come avete visto in questi mesi, da una parte il tentativo di vivacizzare la città, renderla un pochino attraente anche un po' come dire rispetto agli altri comuni, cioè perché attrattiva di gente che viene da altri comuni, perché in qualche modo questo ha un ritorno, noi siamo convinti che questo vuole avere un ritorno sul territorio. Ci stiamo sforzando di promuovere le nostre tipicità, perché noi crediamo nell'agricoltura, oltre che nella sanità, nella salute come motori del nostro sviluppo. Abbiamo un'interlocuzione con la Chiesa e con l'ospedale Miuli per quanto riguarda la nuova, cioè la vecchia sede dell'ospedale Miuli. Stiamo cercando, come sapete, di trasferire gli uffici dell'ASL in quei locali, in maniera tale da rivitalizzare la zona, morta, purtroppo, della città, e anche, se vogliamo, di ricostruire un rapporto con l'ospedale di Miuli che un po' si è andato, come dire, un po' risentendo, anche purtroppo grazie alla lontananza, dal centro abitato dell'ospedale. Quindi noi abbiamo firmato, siamo riusciti a far firmare al direttore generale dell'ASL e al governatore del Miuli un protocollo d'intesa con il comune che in qualche modo dovrebbe garantire in tempi brevi la realizzazione di questo trasferimento che appunto speriamo possa essere poi il punto di partenza per la nascita di una vera e propria cittadella della salute che in qualche modo controbilancia il trasferimento, la lontananza dal centro abitato dell'ospedale Miuli, con il quale comunque stiamo anche costante contatto anche per attività in qualche modo sinergiche. Per esempio, giorni fa abbiamo inaugurato un ciclo
spesso anche i pazienti, che sono anche, diciamo, tra virgolette, i nostri pazienti quanto la nostra città. Poi un altro tema su cui stiamo lavorando parecchio è il tema cioè stiamo cercando di lavorare sul tema dello sviluppo. Allora, noi innanzitutto abbiamo iniziato a esaminare le domande di insediamento nella zona industriale, domande che erano ferme nel 2007. Noi abbiamo ripreso l'esame di queste domande per consentire, qui a qualche giorno, diciamo, dovrebbe finire l'istruttorio, e qui a qualche settimana, insomma, stiamo cercando di vedere, insomma, quali sono le aziende che si possono insediare. Stiamo anche facendo la ricognizione, come pensano, come forse sa anche tenete Maiolani, diciamo, dei lotti nella zona industriale per verificare chi ci sta lavorando, se ci sono lotti in abbandono, se ci sono strutture che possono essere assegnate a aziende che creino occupazione e che diano, diciamo, un minimo di una boccata d'ossigeno a, diciamo, questa città. Inoltre abbiamo appena firmato una transazione con imprenditori che proprietari di terreni nell'ampliamento della zona industriale. Cioè, sapete che accanto alla zona industriale c'è un'altra area che è destinata a industriale. Noi abbiamo, siccome nella ferma c'era una proposta di lottizzazione che risale al 2004, che diciamo da allora non aveva sortito effetti, perché la lottizzazione pubblica, però voglio dire, una lottizzazione pubblica necessita di cospicui finanziamenti da parte del comune. Allora noi abbiamo preso questa decisione, che c'era un contenzioso dei privati che volevano invece investire con una lottizzazione privata, e avevano fatto anche generare una causa contro il comune, perché il comune invece riteneva l'anno scorso di voler continuare ad andare avanti con la lottizzazione pubblica. Però noi riteniamo che non essendoci finanziamenti, non essendoci risorse per poter espropriare i terreni, per poter, diciamo, trasformare una zona in nuova zona industriale, riteniamo che sia, diciamo, più saggio in questa fase dare la possibilità ai privati di mettersi sul mercato delle loro aree in maniera tale che possano, diciamo, vedere se saranno ovviamente bravi, diciamo, di intercettare aziende disposte a investire sul nostro territorio. Quindi questo, diciamo, noi speriamo che sia una manovra che nel giro di qualche mese possa portare anche lì qualche azienda del nostro territorio. Ovviamente le condizioni del mercato sono difficilissime e sono molto critiche, quindi voglio dire è una scommessa. Però siccome, diciamo, ci sono anche dei segnali, sia pure buonissimi a livello, diciamo, nazionale di una piccola ripresa, ecco, noi dobbiamo avere un'area pronta a intercettare le aziende laddove ci fosse una ripresa. Quindi questo è un po' il senso di questa operazione. Poi stiamo elaborando una nostra proposta di sviluppo proprio, diciamo, nell'area, non solo nell'area attorno all'ospedale di Udine, ma anche del resto della città, che parte da un presupposto. Noi abbiamo delle presenze, diciamo, di terreni, abbiamo innanzitutto un'area da proteggere, che è l'area intorno all'ospedale di Udine, dove fino a poco tempo fa si volevano costruire delle lottizzazioni delle villette a schiera, avete presente dove c'è le colline che ci sono, insomma, la nostra comunità, e quindi volevano costruire delle villette a schiera. Noi abbiamo detto che questa cosa non si può fare, riteniamo che invece si debba sviluppare, purtroppo diciamo che non lo diciamo soltanto noi, lo dice la comunità europea da 7-8 anni, e noi
diciamo, candidata a un progetto di ecomuseo dell'acqua che abbia al centro in questa ispafagia, che poi interessi i pozzi del centro storico e le geni, le novi, le piscine, tutte le aree, diciamo, del centro della campagna, che in qualche modo si ricollegano alla storia dell'acqua, che è quella storia della nostra identità territoriale. E quindi in questo senso noi abbiamo presentato questo progetto che è arrivato il primo fra 9 progetti presentati dal GAL sud-est barese ed è stato finanziato con 275.000 euro nel massimo del punteggio, e di questo siamo particolarmente orgogliosi, essendo il primo progetto che abbiamo presentato. Quindi vuol dire che evidentemente insomma, siamo partiti nel modo giusto. E questo progetto praticamente consiste, diciamo, che è il tentativo di cominciare a entrare nel merito dello sviluppo turistico della città, perché si tratta di riuscire a far venire, a circolare qua i turisti che vedono il nostro percorso dei pozzi, che abbiano poi all'interno di questo centro avranno una sorta di museo, uno spazio immersivo dove potranno vedere la civiltà dell'acqua, diciamo, i pozzi e tutto il percorso che è stato fatto. Tutto questo ovviamente lo abbiamo fatto anche attingendo dai saperi di alcuni studiosi, come il professor Chiarulli, che ha scritto un libro sull'acqua, sui pozzi di Acquaviva, e gli altri professionisti che hanno fatto questo lavoro. Quindi diciamo che a partire da questo noi vorremmo costruire un po' di sviluppo che diciamo parli soprattutto della nostra identità, della nostra terra, della nostra agricoltura. Ultima cosa che vorrei dire dunque, innanzitutto ti invito sabato mattina in inaugurazione nel cantiere alle 10 del Parco Giochi di Via Fani. Non so se siamo se fa parte della diocesi o no, della parrocchia, no, siamo già fuori da San Francesco. Quindi siamo si inaugurerà il cantiere, quindi diciamo contiamo che insomma per pazza più giovedì avremo finalmente un nuovo parco giochi, cioè diciamo riavremo il nostro vecchio parco giochi ristrutturato e a disposizione dei bambini. Ecco, noi ultimissima cosa che poi chiudo da fare la parola a voi. Per quanto riguarda il centro storico, noi stiamo partendo con una serie di progetti che poi magari vi spiegherà bene l'assessore Giusto. Però uno di questi progetti, diciamo, una delle cose che vorremmo fare è cominciare a pedonalizzare qualche area del centro storico. E su questo volevamo confrontarci con voi, nel senso che volevamo capire subito, cioè, quali sono il vostro punto di vista di residenti. Per esempio, abbiamo preso in considerazione un paio di ipotesi. Per esempio, una potrebbe essere quella di chiudere il tratto centrale di Piazza De Martiri, l'altra perché abbiamo sempre qualche materiale, l'altra ipotesi poteva essere quella di invertire la sosta sempre, diciamo, di fronte alla cattedrale, facendo il senso unico, comunque nel dettaglio che spiegherà l'assessore, e io poi sono poco preciso in queste cose, e quindi diciamo penso di aver detto che ho fatto una piccola carrellata. Se ci sono altre cose che verranno fuori durante il confronto, per dirlo. Grazie. Sì, sì. Io non ho paura di dire. No, la cosa che sì. Allora, buonasera. Facciamo così. Arriviamo a questo punto, quello che ha detto ed è quello che voi avete detto in Acquaviva. Noi dietro la cattedrale non siamo guidati da nessuno, primo. Secondariamente, perché
non mettete l'obbligo, i soldi che dovete avere da non so da dove, fare l'ospizio vicino alla stazione, doveva perché noi anziani, nella vecchiaia, dobbiamo andare a finire a Bari, a Mospetta, a Bitonto per essere lì. Perché questo? Non lo fate. Perché teniamo i minori che l'avete abbandonato? Fate uno spirito per noi anziani? Non lo so, io parlo bene o parlo male. Avete chiuso il posto vicino alla scuola a Giovanni XXIII, che ha fatto un cambio e lì che non ci posso grandissimo, bellissimo. Non lo so, la vecchia generazione, io non sono di famiglia, sono stata 50 anni, però ho visto una famiglia, ho visto tante cose. Perché voi, non lo so, non date lo spazio di fare un centro commerciale? Perché non state alla via della stazione, che era della non so di chi era, non fate un ricovero? Noi anziani, i figli nostri, se ci vengono a trovare, e se non ci vengono, noi moriamo là, lì lavorano mattina, la cucina, i reparti, e lavorano i giorni. Io non è che io sono arrivato ai miei 70 anni, faccio non per me, per i giorni che mi dispiace, che vanno cercando la lemosina e credo che io sia. Io, ripeto, non sono di acqua, però vivo in 50 anni e in acqua viva, ho visto tante cose, a me mi dispiace di questa cosa abbandonata di Muli. Io ho lavorato 30 anni in Ottobini a Colone, mo vabbè, è andato via a Favilla. Allora, voi sindaco, a tutta la commissione dell'acqua viva di tutti i sindaci che sono dentro, perché non mettete sul T a dire che noi la centrale diamo su la scuola convinta, facciamo questo, però mettete una cosa per noi anziani, che quando diventeremo scusate se parlo così. Allora, a questo punto, se lei giusta, lasciamo fatto di a me che faccio non mi serve, mi giusta mi ricordo per gli anziani che questa è una mentira, non so che, e mi richiede una situazione per noi anziani, noi a me faccio un bene a carrozzella, a due paesi cristiani, diciamo noi a paesi scusate il termine, in Raimondi, a Santa Pia. Allora, io non so rispondere. Non lo so, ci ho sbagliato e come per esempio negli altri stati, a Pavia non studiamo, negli altri stati, negli altri comuni, i vigili urbani fanno mattina, pomeriggio e notte. Noi dietro la cattedrale, una bella stampa, le castelli romane, non può andare, e mi quando noi andiamo, che fanno? Sai, io la faccio di pagare il comune, i signori vivi, di fare mattina, pomeriggio e notte, ce la fanno, no, perché a qua stati siete di 30 anni, vergogniamo, la maschera e abbiamo Sì. E vabbè, vi prego, grazie signora, vi prego solo di fare i prossimi interventi. No, volevo solo rispondere che per quanto riguarda il corso. Se non parla, scappiamo di noi, guarda. No, niente, volevo però
rispondere. Non state capendo? Allora, io ho, per quanto riguarda il ricovero di città, quel ricovero, come voi sapete, così come fanno i giorni, non è di proprietà comunale, è di proprietà, anche se su questo c'è un contenzioso, nel senso che il comune comunque lo rivendica, però finora, diciamo, c'è stata l'ultima sentenza del TAR non dà, diciamo, lo ritiene proprietà della fondazione per l'AIDA. E quindi, voglio dire, è loro. Però noi, diciamo, rispetto al passato, noi abbiamo, come dire, abbandonato la fondazione Opera Laica Palatini Pugliesi intorno dello scontro e abbiamo chiesto invece, abbiamo proposto una sorta di, diciamo, abbiamo aperto un dialogo che ci ha portato appunto ad aprire il parco gioco, cioè ovvio per far parte dei lavori abbiamo stato per il parco gioco. Cioè noi riteniamo che, diciamo, sia in questa fase confrontarsi con questa fondazione e vedere che cosa si può fare. Poi le questioni di proprietà saranno decise in sede giudiziaria o amministrativa. Quindi per quanto riguarda l'ex ricovero di criticità, esiste la possibilità, ora subito dopo i lavori del 4 giorni, esiste la possibilità che, diciamo, c'è già, diciamo, un'intesa, un progetto di massima per poter vedersi insieme comune e fondazione possono, diciamo, chiedere finanziamenti per la ristrutturazione, che però sono veramente ingenti, parliamo di qualche milione di euro, e quindi si sta valutando questa cosa qui, però diciamo che il primo passo che noi cerchiamo di fare subito dopo diciamo, la realizzazione del parco. Le strade? Ma per le strade mi può l'assessore ai lavori pubblici dice sì, per questo giorno. Sono venuti a fare il sopralluogo, insomma, anche da amministrare. Volevamo sapere che cosa, se c'è un... Sì, la signora conosce benissimo che cosa si fa per le strade, visto che abbiamo fatto il sopralluogo su via Santa Chiara, che queste le abitazioni di altri cittadini che avevano lamentato un problema legato allo stanziamento di acqua nei pressi del marciapiede delle abitazioni, per cui quando scorrono le aule spesso fanno schizzare sul reclamo, si crea un'entità e tutto questo. Il problema di quell'angolo, subito dopo della chiesa di Santa Chiara, che è uscita sull'estremità, è legato al fatto che il gioco delle pendenze, nel momento in cui è stato posto l'asfalto, è stato cambiato. Per cui il lato dove sta la famiglia bianca, cioè il lato chiesa, è più in alto e l'altro, anziché pendere verso le gradi della famiglia bianca, se non la base invece dalla parte opposta, dove non c'è la foglia bianca. Avviare lavori di scortigamento del manto di asfalto in questo momento per le condizioni economiche del comune non c'è possibilità. Tuttavia con i residenti abbiamo diciamo, deciso insieme di fare un intervento minimo possibile per le nostre casse comunali, che consisterà nello scorticare l'asfalto e destinare la giusta pendenza nella zona del marciapiede in questione, in modo che l'acqua possa poi scorrere verso l'ultima grada
finanziati per 1.900.000 euro, di cui 1.600.000 provenienti dalla regione attraverso dalla comunità europea attraverso la regione e 300.000 invece di cofinanziamento comunale per il ripristino del manto stradale originario, vale a dire le chiacchiere, le pasole, e il rifacimento di tutti gli impianti di urbanizzazione, quindi volendo la norma forma dell'elettricità che passano sotto, per la zona del centro storico compresa fra via Spicciamini, vale a dire la strada che parte qui vicino al tabaccario giù alla discesa, fino a via Mosci. Quindi quella strada da via Spicciamini viene rifatta. Vengono rifatti anche piazza Don Albertario, piazza San Paolo e qualche altro tratto di strade in quella zona di collegamento con la strada di dove c'è la chiesa di San Benedetto e che si punta su piazza dei Matti, dove stava la famosa cantina del nelle parti non completate vengono. Questo intervento entra in un contratto, un progetto che si chiama contratto di quartiere di rigenerazione, la rigenerazione urbana, che riguarderà anche in qualche modo il rapporto che si stabilisce fra il centro storico, in particolare il municipio, e il teatro comunale. E quindi in qualche modo anche questo perché la regione nel finanziare questo progetto ci ha chiesto una particolare attenzione a recuperare il percorso ideale che collega il centro antico con il teatro. Allo stesso tempo, insieme all'assessore all'umanistica Francesco Bruno, abbiamo avviato dei contatti con il Politecnico di Bari, la facoltà di architettura, per avviare un percorso che porti al piano di recupero del centro storico che, per chi è informato, insomma, c'era un vecchio progetto ormai portato fino in fondo dalle precedenti amministrazioni comunali e pertanto datato agli anni 80, peggio del piano regolatore per intenderci, che abbiamo deciso di non prendere più in considerazione per avviare un nuovo progetto di recupero del centro storico in collaborazione con l'Università di Bari, appunto, e soprattutto con un'impostazione innovativa rispetto a questo tipo di progetti che riguarda la condivisione e la partecipazione dei residenti alle fasi, di conoscenza e approfondimento delle varie particolarità del centro storico e anche nella fase successiva di programmazione di interventi. Vi faccio alcuni esempi banalissimi. Se decidiamo di chiudere il traffico delle zone del centro storico, se questa cosa vi viene imposta dall'alto, poi ammetterete come la solita angheria dei politici e degli amministratori che non tengono conto delle problematiche dei residenti del centro storico. Se invece io questa decisione la vado a prendere facendo partecipare gli stessi cittadini che risiedono nel centro storico, facendo conoscere loro l'importanza per cui il centro storico sarebbe bello e anche, tra virgolette, con un maggiore valore da parte dei proprietari, magari si capirà perché è meglio non metterci le macchine nel centro storico, no? Così come se decidiamo di imporre che le facciate del centro storico abbiano delle tinte ben definite e non il sistema arlecchino che sta adesso, se lo decidiamo, lo progettiamo con i residenti, ha sicuramente un'efficacia maggiore che non imponendolo ai residenti. Così come anche per altri aspetti in questa attività collaboreranno, siamo in contatto anche in questo con i tecnici locali, perché dal momento in cui andiamo a fare un piano di recupero del centro storico così come l'abbiamo immaginato, lo
stesso sarà uno strumento formidabile nelle mani dei vari tecnici, che così potranno fare riferimento a qualcosa di definito e chiaro nel momento in cui si interviene nel centro storico per ristrutturazioni, restauri e cose del genere. Per cui nei prossimi mesi vedrete che gli amministratori con i professionisti dell'università e anche gli studenti, che saranno soprattutto la massa attiva sul centro storico per rilevare, riconoscere, segnalare tutte le peculiarità urbanistiche del centro architettonico del centro storico, ci sarà lo spazio anche per i residenti per costruire insieme questa idea di sviluppo del centro storico, che per noi è fondamentale. Noi siamo dell'idea che non è questo il momento di aumentare la cementificazione del territorio andando a costruire sempre più intorno alla città urbana, ma dobbiamo cercare in tutti i modi di recuperare almeno e utilizzando quello che già esiste, anche perché il trend di crescita di questo paese non è quello come erano stati previsti, diciamo, nel piano regolatorio, con una crescita esponenziale della città che a distanza di anni si è potuto verificare che non c'è stata. Per cui, ripeto, piuttosto che aumentare il cemento, preferiamo recuperare quanto c'è. Io alla fine di Avvento e a Avvento c'è proprio l'inizio di Avvento, che è una casa abbandonata. Questa casa abbandonata crea tre tipi di problematiche. Uno proprio l'impatto ambientale, nel senso che restano piante, ci sono ratti, ci sono scalatari, che probabilmente per la casa, il resto deve essere immaginare inoltre, sapete senz'altro meglio di me, che a Piacenza c'è una falda bianca sotterranea, per cui in questa casa spesso, quando c'erano gli abitanti, chiamavano le trovole. E io non so qual è la situazione attuale, so solo l'altro tipo di problematiche è una problematica di tipo etico o morale, perché che cosa succede? Nel titolo che sta dietro questa casa, che a cui si faccia io vedo, ho visto anche a mezzogiorno un ragazzo sedicenne insegnare a un ragazzino dodicenne a darsi. Ho visto spogliarelli sotto la luce di Casalia a mezzanotte, siccome ho una fiatura, mi sono messa la fiamme piante senza dire una parola, questi ragazzi sono scappati, però dopo 3 giorni io mi sono ritrovato a mangiare gli ospiti. A fine di tutto, che vi devo dire, una volta questi ragazzi mi sono dati un mantello, sono entrati ragazzi e ragazze, ci sentivano le urla, chiamati i carabinieri, sono venuti, hanno chiesto scusa ai ragazzi perché qui ci sono delle persone anziane, le vostre vite danno fastidio. Quindi sfoggiamo anche a problematiche di tipo etico in problematiche di considerazione. Perché, come diceva la signora, le forze dell'ordine verso mezzanotte, verso le 11:30, non parlo di tempo invernale la situazione d'estate, ma d'estate, se uno non ha visto per televisione durante il caratterino, si affaccia a salire. Poi, infine, non ha, diciamo, niente a che fare con questa casa,
si forma tipo un lago, e spiego perché. Si dicono che casa mia è esattata. Io l'ho sfaltato quel impegno, però ovviamente quando alla fine mi sono fermata. Il mondo stradale va a porre verso la mia stradina e si forma un lago. Che è difficile, cioè secondo me è difficile una fogna. Passano tutti i bambini che vanno alla scuola dell'infanzia, i bambini io abito in un posto da 70 anni, sono nato uno dei più vecchi abitanti del posto. Guardando gli esposti da sud dall'amministrazione, che si possa andare avanti veramente. Vorrei che qualcuno riferimento a un problema del traffico. Io abito in un'espansione Forse il microfono dovrei tenerlo più. La piazza di Marte mi sembra un simbolo soltanto, non una piazza. Piazza Maria Santa Costantinopoli uguale. Ma dipende da noi. È proprio questo che bisogna educare i cittadini. Non andare per forza in macchina a prendersi il sedano, a prendersi il palco, a metterlo alla casa. Dobbiamo togliere questa mentalità alla gente. E spero solo voglio essere parte della città. Abbiamo fatto comunità di quartieri negli anni partecipate proprio con proposte specifiche. Ad esempio, esce sì. E una volta scherzo santo che sono qui giornali. Per arrivare a casa abbiamo visto gli disse voi qualche giorno non uscite più dall'erba ufficio vi faranno una barricata ufficio non uscirete neanche più dall'erba. Quando si esce da Marco che si va in piazza di Granada esce precedente gente che viene sparare pretende di passare. La prima cosa che guardate alla scena del mi fa il senso di entrare sulle luci e possibile girare il palazzo. Quindi, cari restati, cerchiamo di mettere insieme, di partecipare tutti, di essere abbastanza democratici. Grazie. Io comincio con apprezzare questa iniziativa, insomma, credo proprio che sia una cosa nuova, che sia bella, che sia vicino alla cittadinanza. Detto questo, io vorrei un po' spostare l'attenzione, perché non voglio sottolineare i problemi grossi che presenta Quadruga, perché già vedo che molto notabilmente si sono presi in considerazione e penso che saranno portati avanti con molta attenzione e con molta buona volontà. Io invece voglio sottoporre un po' l'attenzione alla nostra vita quotidiana di persone normali che giriamo per il mondo, che andiamo a lavorare, che andiamo nelle associazioni, che andiamo in giro e vediamo una serie di trasgressioni che si notano giorno dopo giorno e per le quali trasgressioni
vogliono grandi mezzi, grandi finanziamenti, ma come li vediamo noi? Io credo che li vedano tutti. Quindi, a mio avviso, bisogna dare un look, un maquillage diverso all'acqua viva, perché se è vero che vogliamo che queste belle iniziative di sviluppo, di turismo, di successo, cioè abbiano successo, occorre anche attirare il turista, il viaggiatore, i parenti che vengono da lontano, attirarli anche con una visione che non sia questa che si protrae da anni di indisciplina, di trasgressione, per i quali non ci vuole molto. Io vedo continuamente occupare le strisce pedonali dalle macchine, in continuazione. Ma possibile che li vediamo e non facciamo nulla per evitarli? Oltretutto è pericoloso, perché non si ha la visuale delle vie laterali. Stanno ste macchine ferme all'incrocio e non si fermano per 10 minuti, si fermano per ore, perché c'è l'andazzo di dire tanto si può stare, tanto è permesso tutto, insomma. Forse le altre amministrazioni ci hanno passato sopra per non perdere i consensi elettorali, i consensi politici, insomma, anche questo c'è da mettere nel calderone. Quindi questo è un fatto che veramente fa vergogna, insomma, proprio nel centro, dove tutto è visibile, dove chiunque può vederlo. Il fatto dei cassonetti, il fatto dei negozi, che non hanno ancora imparato che, non so se esiste un'ordinanza, una qualche cosa, che a fine giornata devono incastrare i cartoni, gli scatoloni, tutti devono avere quell'affare, non so come si chiama, che dove la rastrelliera, tutti lo devono avere, ma evidentemente non ce l'hanno tutti. Però che ci vuole ad individuare qual è l'esercizio che non mantiene questa regola? Ma si fa presto a vederlo. Basta leggere vicino ai cartoni, diciamo le ditte, le cose, non ci vuole niente, cioè sono cose che si potrebbero evitare. Non so, le fioriere vicino alla posta, per esempio, ma c'è un buco lasciato forse per mettere un alberello, per mettere una pianta, che in camera, cicli di sigarette, carte, tovagliolini, eccetera. Ma che sta a fare? Basterebbe mandare un manutentore del comune a coprirla, a menare la moto di cemento, insomma, in modo che non fosse più una pattumiera. Vicino ai bar, per esempio, alcuni bar, pur sapendo che la domenica non c'è il servizio di spazzatura, la sera ugualmente lasciano i cassonetti proprio in centro, pieni di scatole di latte, di birre, di cose di cui loro fanno molto uso, pur sapendo che la domenica non passano gli spazzini, non so, forse il servizio non c'è, insomma, però lo fanno. E la domenica uno deve assistere durante la passeggiata a queste cose. Una cosa che aiuterebbe forse il paese, insomma, ad avere qualche punto in più sarebbe per esempio ottenere delle piste ciclabili, visto che Acquaviva è tutta pianeggiante, qualche pista ciclabile nei punti, diciamo, dove è possibile, insomma, rimarcare, come ho visto io a Vienna, insomma, nelle città principali, dove ci sono, vicino ai giardini, non so, dove è possibile tracciare delle piste ciclabili. È inutile mettere quei cartelli al giardino, c'è un cartello vietato salire con le biciclette, non so, ma cartelli inutili. Che cosa ci stanno a fare perché non vengono rispettati, non vengono tenuti in considerazione? Poi, vabbè, non parliamo del fatto dei cani, insomma, che si trova dovunque, sporchizia, se non si sta attenti si torna a casa con tutte le cose attaccate alle scarpe, insomma. Cioè, ma sono tante le cose. Non lo so, proprio la mentalità, la cultura, riferendomi al fatto dei vigili, no, voglio raccontare solo una cosa che ci è capitata. Noi avevamo il garage nella nostra stessa via e quindi con il divieto di
sosta vicino al garage, no? Quindi spessissimo, quasi sempre, quando dovevamo per uscire la macchina, trovavamo sempre occupato, anche se sta scritto a lettere cubitali lasciare libero il passaggio. Una volta che andavamo di corsa per andare a fare dei servizi urgenti, allora non ne potevo più, telefonammo ai vigili: guardate che noi non possiamo andare a fare questo servizio, sta visita in ospedale, perché uno sta da un'ora di fermo, perché poi quando li incontri dicono sempre 10 minuti, no, l'ho fermato per 10 minuti, per 5 minuti, non è vero, perché vanno in banca, trovano la fila e non sono più 10 minuti, sono le ore. Allora vennero i vigili, fischiate, con loro avanti e dietro, fatto capolino nei negozi per chiedere di chi era la macchina, di chi non era la macchina. Vanno a trovare il proprietario della macchina nella banca di fronte del pascolo di Siena. Esce questo qui e si avvicinano i due vigili che erano venuti per questo che era il padrone della macchina. Quando arrivano vicino a noi, dice: beh, insomma, ci vuole un po' di comprensione, il signore è un ex vigile, è un ex vigile così, deve andare a fare un servizio di corsa, e quindi di corsa, è sempre quella la scusa, e quindi è un ex vigile. Allora, se il modo di ragionare è questo, ma quando li avremo i progressi noi fra 50, quanto dobbiamo aspettare ancora? 50 anni, 100 anni per uniformarci un pochino. E poi noi abbiamo delle strade sporche, sempre sporche, piene di scicche, di tovagliolini, di cartoni di scatole di sigarette, tovagliolini mutati e di tutto. Allora, come si deve fare per poter avere una città pulita e sempre per dare una visione bella a chi verrà da fuori, cioè nella realizzazione di quello che voi state facendo con molta buona volontà. Questa è la visione che dobbiamo dare a chi viene da fuori. Ma queste cose sono cose semplici, in cui sarebbe bene, come ha detto il buon Busto, rendere consapevole la cittadinanza con qualche iniziativa particolare. Per esempio, io dicevo ad Angela, per coinvolgere gli abitanti stessi dei quartieri. In primavera proponiamo una gara, proponiamo qualcosa che li renda responsabili, facciamo bello il quartiere, diventiamo più attenti, facciamo una gara. Per esempio, quando facemmo la gara per i balconi chiudo, quando facemmo la gara facemmo tempo fa, non mi ricordo, io fui chiamata a fare anche la giuria di questo, c'è una gara per il centro storico, per il balcone fiorito più bello. Ma se vedeste con quanto entusiasmo la gente partecipò, veramente il paesaggio era cambiato da così a così. Era una piccola gara fatta in un piccolo cerchio di persone, insomma, per nulla ufficiale, per nulla così. Riuscì molto bene, alla fine facemmo la premiazione, ma la gente vide di queste cose. Allora, sono piccole cose di cui vorremmo vedere un segnale, finalmente un segnale. Grazie. Tempo fa dicevo una autrice accogliense ha fatto uno studio di come l'assetto urbano che riguardava Bari avesse cambiato le scelte urbanistiche, avesse cambiato la mentalità dei baresi. Ho pensato, fino a quando ero che una delle scelte che hanno cambiato un po' il centro storico è stato lo spostamento della piazza, che ha devitalizzato il centro storico, perché le piazze che fanno parte della nostra cultura sono un luogo di aggregazione, sono un luogo del mercato, sono un luogo di incontro, di scambio. Io penso che questa scelta, che forse è stata mossa da esigenze spicciole, si potrebbe ripensare, naturalmente dando risposte anche dando anche dei criteri, delle regole che potrebbe fare, perché anche visitando altre città d'Italia, anche Firenze,
fa c'era un cambio, un cambio nel futuro che gettava il caso completamente nuova vita. Però bastava semplicemente dare una sanzione a questo piuttosto che della piazza. Cioè, si possono mettere tutte le regole perché una piazza sia diffusa e dia anche il valore. Quindi io vorrei proporvi di ripensare per il centro storico la possibilità di rivitalizzare la piazza della cattedrale. Naturalmente con delle regole che si faceva riferimento. La seconda cosa che volevo sottolineare, noi da tempo abbiamo collaborato con l'amministrazione per trovare delle risposte anche ai bisogni delle persone, perché la fanno cioè quell'area, un mercato di tipo, diciamo, un mercato generalista della frutta e verdura, non è fruibile perché ha una pavimentazione sconnessa, non ha impatto, non ha una stampa, c'è una serie di problemi, diciamo che la sicurezza, quindi appena sentiamo parlare di un questo mercato, tuttavia avevamo anche utilizzato delle soluzioni che potessero essere, diciamo, come dire, intermedie. Per esempio si poteva pensare a un mercato generale della piazza, diciamo, della parte precedente 1999, insomma la parte tra le piazze dei Matti, dove c'è la tecnologia, e fare lì una parte che ne so, da fare dei mercatini di artigianato artistico, qualcosa del genere, e magari da parte più sopra verso piazza della Sant'Antopoli, un mercato anche di food, della frutta, diciamo, dei prodotti tipici, che possa, e lì diciamo il problema che la sconnessione non c'è, e l'aggiungimento dell'altra è più facile, e poi comunque c'è la possibilità di nella verità sì che anche, diciamo, c'è anche un problema, nel senso che per fare queste cose bisogna che poi le associazioni abbiano voglia di prendersi, o le associazioni o le realtà, per esempio quando vengono protetti, quando sono venuti qui per fare un detto perché non venite, però non sono di qua. Tutte le associazioni, come dire, che ci sono invitate a, come dire, prendere possesso di questi spazi. Quindi io muoio dalla voglia di mettere in funzione Piazza dei Martiri per un'attività un po', come dire, mercatino, qualcosa che la relativa che ci consenta anche di giustificare la regionalizzazione. Purtroppo devo dire che ci sono delle resistenze culturali, cioè diciamo delle resistenze. Faccio un esempio: quando a Natale abbiamo fatto le varie manifestazioni si verificherà, e come ha detto lei, molte volte può essere un fatto di mentalità, cioè, sicuramente purtroppo ci conosciamo tutti. Chiaramente poi invito a nome del comandante, perché lui mi ha chiesto di venire questa sera, i cittadini in merito a questi episodi comunque di segnalarli, cioè è bene che noi sappiamo, perché possiamo anche regolarci e cercare anche di scusarci eventualmente e vedere di trovare una soluzione diversa. Quindi la ringrazio. Speriamo che non si verifichino più. No, ci auguriamo. Volevo segnalare che esponenti della nostra amministrazione hanno preso multe per parcheggi, diciamo, non consentiti, e non abbiamo fiatato. Sì, sono bravi, stanno esempio. Poi l'ultima cosa, per quanto riguarda però per evitare anche di fare verbali in più, perché purtroppo le nostre competenze sono molte, lo Stato ce ne dà tante, un'ottima proposta, ma probabilmente il sindaco lo sa, è stata già richiesta, sarebbe quella di effettuare una convenzione con un caro attrezzi per
adesso rispondiamo alla Buonasera, io abito in via Conosci che da poco abbiamo ancora gli impianti aperti perché praticamente il ciottolato è stato fatto e già si sta muovendo, non si sa come mai la strada sempre ci sarebbe la strada bellissima doveva essere bellissima, purtroppo si sta rompendo. I lavori di manutenzione non vengono fatti, per cui il lavoro che è stato fatto attualmente risulta brutto, perché le chiacchiere si stanno rompendo, perché mezzi pesanti passano, la strada doveva essere a traffico velocità, ma le macchine passano a tutta velocità, sia un senso che anche un senso, e naturalmente noi residenti a volte siamo costretti a parcheggiare la macchina oltre le nulla. A me non è un problema, io potrei anche fare il domani lasciare la macchina oltre le nulla, per me non è un problema. Però secondo me se quel velo d'accesso che c'è è realmente rispettato, cioè che soltanto i residenti possono transitare, non vogliono transitare, secondo me è una strada che attualmente è stata già pulita, fatti lavori, anche se sono incompleti, perché dovevano essere sotterrati i cavi, ma i cavi stanno là dove stanno. Abbiamo visto anche dovevano essere sotterrati i cavi di illuminazione pubblica e anche dell'ENI, ma i cavi stanno là per occupazione, ci sono i tombini, dei cantieri si stanno rompendo proprio perché ci sono troppi tombini, no, erano previsti per sotterrare i cavi, per cui la situazione è quella che è. Naturalmente casa mia esce da via Rubino, anche la vecchia presidente dell'autostrada, e lì è il Far West, diventava il Far West, perché praticamente là abitano le cosiddette famiglie buone, senza qualcosa magazzinato, e la norma è il Far West. Noi residenti da nord siamo costretti a serrarci nel Far West, perché naturalmente dietro la strada c'è di tutto e di più. Ci sono persone che vengono controllate anche da miniere, che vengono controllate, e noi siamo nel terrore. Naturalmente, come diceva la signora, le strade non poco illuminate, da nord, se noi volessimo andare semplicemente a portare notizia oltre le cose verificate, è impossibile. Cioè, dire a mia moglie, vai a portare notizia, come vai nel laboratorio di lupi, perché le strade sono non si vede, buie, non si vede niente. E allora si fa non passano stranamente, perché quindi che chiamiamo quel pezzo, il resto è tutto dissestato. C'è una casa con una porta di ferro aperta che escono delle bandegane a passeggiare per quest'area. L'hanno un paio di volte di vigili, vedete che ci sono animali che passeggiano. Una volta chiamò la Lombardi e disse: guardate una, me la può più pasticare. E dice: ma cercate di fare quantomeno farle durare, anche perché poi quella casa, un'altra fronte, che hanno delle montagne fanno un muro, e sono case che quest'acqua è come addosso quando tu questa casa che tu puoi è aperta la porta e anche quelle dell'acqua numero 5 sono al 20 secondo con la riguarda e poi c'è lo spiazzo che è una disperazione, non c'è asfalto, c'è il terreno e poi volevo aggiungere una cosa, c'è il loro guardate
lavori di sistemazione per cui si potrà effettivamente chiamare piazza, perché adesso è una piazza. Le macchine non c'entreranno più. L'altra cosa grave è proprio quella delle macchine, io ci passo spesso, è impossibile camminarci anche a piedi. Perché se vedete di mattina quando non c'è niente, sono degli spazi bellissimi. Se torni la macchina, tu devi Sono dico chiuso, ti dico tra i libri, da un po' di tempo che si è fatto quando un uomo si è fatto lo stesso quando stato lì a cambiare sempre poi io sto sono stata a piazza Piazza Santa quasi a piedi dalla strada facevano domanda al comune sai ci fa fare un cammino con la c'era a chi vai a fare non possono più l'affare delle macchine c'è questo cadavere c'è una macchina avanti perché faccio il contadino devo scaricare niente fare le fasce pagare dopo che lo metto là anche come finisce il passo cadavere metto là adesso non ha senso. Non ha senso. Tempo se hanno comprato la casa con 4 soldi, senza garaggi, senza niente. Le macchine, puoi tenere 2 macchine, poi sul lato sinistro hanno detto che non si può parcheggiare le macchine, questo lo ha e parcheggiano le macchine. Uno deve fare il spazio dietro, da piazza San Paolo, che deve andare in piazza e non può passare. Se ci sta, sto solo. Io sono il piano, non ci sono un vigili. Poi se non vorrei venire contro la porta dalla strada, io c'ho un'altra che racconta 25 figli, pronto scollare. La strada come ce l'ha detto di nuovo, devo recare l'avvocato, perché devo passare da sultano di Spalza e devo andare vicino al muro. Sulla destra non mi posso arrivare, sulla sinistra nemmeno, a chi ci dobbiamo arrivare? Io vorrei che un giorno, andiamo a vedere che si deve essere fatto. Questi giorni che ho passato da dentro all'acqua così. Tutto quanto uno caduto con la fretta, credete che l'acqua era bella, se poi che ha trovato la pentola sotto, se n'è andata le donne. Io andavo alla campagna, quando mi sono scalzato la fretta, si è affannato là. Credete che quando andavo facendo le citoriere, quale che sapevo bagnare, dopo mi ha conosciuto, sei stato un miliardo, non mi hai dato il soccorso, che mi sono iniziato un miliardo. Grazie. Grazie a lei. Un po' però oltre in aggiunta a quello che a proposito degli acquati, sicuramente un elemento si può dare. Allora io dico, oltre a quello che abbiamo detto, cerchiamo di fare una campagna molto
quello che sta vicino a persone per tutti gli altri costi superiori, cioè sul problema della raccolta differenziata secondo me ci dovremmo limitare veramente tutti e fare un'informazione anche molto dettagliata come si deve, perché questa cosa è troppo un problema su la gente non ha. Chiedo scusa, poi dovete sentire la conversazione su internet. Poi un'altra cosa, le montagne. Un po' di tempo questa qui. Hai ragione. Una cosa bellissima si diceva il fascio dell'acqua, ma quanto è brutta quella cosa da me non ci sono. Con le buste di plastica. Quando si devono fare non devono essere pedate, come pure il verde. C'è tutta la striscia dello stradone dove si ferma il carro, è una bella strada, è uno dei pochi posti su cui si può passeggiare da quella, eppure c'è il verde tutto sporco, tutto buttato le cose. Non ne parliamo degli estrementi eccetera a terra, anche sul marciapiedi del lago, eccetera. E insomma, un'altra cosa volevo dire, alcune stradine del centro storico, secondo me sono troppo strette, non dovrebbero proprio passare le macchine, non solo quella zona, ma ce ne sono alcune, per esempio quella che collega la cattedrale dietro con la scuola elementare. Non so quanto dove dire di mettere, cioè, e dovrebbe essere, al limite si dà il permesso a qualcuno che ha proprio il garage lì, ma chi c'è? Sarà uno, due, insomma, dovrebbe essere vietato quel passaggio. Un'ultima cosa, ho finito. Il parcheggio che sta di fronte alla scuola elementare, insomma, non si potrebbe togliere. Quante macchine vanno lì? Sì e no, una ventina. Sarebbe così bello quello spazio, i bambini escono, le madri le vanno a prendere. Cioè, no, ma c'è quel viale così bello. Hanno messo le panchine, sono tutte cose a costo zero questo, non è che ci vuole un venere. Cioè, secondo me quello spiazzo è proprio inutilizzato. I bambini si possono mettere un po' a giocare, le mamme possono aspettare un po', ci sono i bambini, c'è l'attesa della posta, insomma. Spazio che potrebbe essere. Sì, cioè la mia voce è molto forte. I problemi del centro storico sono tanti e da prendere male. Però i sacrifici che hanno fatto le persone che ci abitano nel centro storico sono tantissimi. Io quello che prego l'amministrazione che di rendersi conto a riguardo della TARES che ci state ammazzando e dovete rendervi conto nella famiglia, nella casa, che cosa è? Come state ammazzando i piccoli artigiani che ci sono alla zona industriale. Quindi rendete un po' conto di questi problemi, che sono i problemi più grossi, che abbiamo fatto tanti sacrifici per realizzarci una casa, lavorando una vita intera, e adesso rischiamo di vendere a poco a poco. Di questo non si preoccupa nessuno. È la cosa più importante che io credo. Vi ringrazio. Allora, io su questo, grazie per l'intervento, magari se vuole... Arrivare a pagare 800 euro di... può spiegare l'assessore Grazio e confuso della bomba. Però poi volevo dare una premessa che magari vuole aggiungere l'assessore. Noi, diciamo, per quanto riguarda le tasse, innanzitutto volevo spiegare che questo
andate a Gioia del Colle, dicono del sindaco di Movimento Centro-Sinistra che anche lui sta strangolando i gioielli. Se andate a Mola, ci sono stati a Mola di Mare tante gente, tante per il Consiglio Comunale, tante tasse, quindi ho citato qualche paese, ne potrei citare tanti altri, purtroppo è una problematica di tipo nazionale, cioè se a livello nazionale vengono meno degli introiti per i comuni, quelli che stanno a Roma si fanno bene davanti agli italiani, quelli che hanno abbassato le tasse. Quelli che fanno la faccia brutta siamo noi, perché poi alla fine i servizi li dobbiamo garantire e quello che hanno tolto loro, diciamo, le nostre casse, lo dobbiamo recuperare in qualche modo. Quindi questa è una problematica che si ripete sempre, poi che l'assessore magari può spiegare come effettivamente certe dinamiche, certi non sono stati tanto decisi a livello locale, ma quando principalmente lo rispondono. Poi per quanto riguarda però, per esempio, le città di zone industriali, io l'ho detto anche l'altro giorno di noi per il futuro, perché visto che si sta parlando anche del bilancio pubblico, possiamo prevedere, io l'orientamento sarei, diciamo, favorevole a una riduzione laddove possibile delle tasse ai ceti più bassi e una riduzione alla, diciamo, una mitigazione ai ceti, come dire, produttori, cioè di disoccupazione. Però se facciamo questa operazione, io ripeto, sono, diciamo, politicamente favorevole, poi da sé dovremo aumentare le tasse ai ceti medi, cioè agli insegnanti, ai pensionati, cioè di quello lì. Purtroppo bisogna capire che se si toglie da qualcuno, cioè se qualcuno si toglie da qualcun altro. Grazie. Guarda il discorso della stazione del nostro comune, diciamo che siamo riusciti a limitare tanti, ma quello è un discorso bilancio. In pratica, non avendo detto quanto va l'analisi, il costo del servizio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti siamo riusciti a contenere, per cui c'è stato un incremento da 1,9 a 2,2, quindi del decimo di percentuale. Il problema è che giustamente si pone il discorso che chi ha un'intenzione molto grande è chiamato è stato a tempo fa, perché era fatto in quel modo. Siccome il parametro che non fatto dall'immondizia, che è molto semplice, si riferisce soltanto ai metri quadranti, automaticamente le cifre salgono da solo, si abitano in 2 o si abitano in 44, a pagare una cifra molto alta. Quest'anno noi dovremmo adeguarci alla tariffa, alla TARI, si chiamerà quest'anno. E dobbiamo stare attenti a cercare di modulare perché si arrivi nel più breve tempo possibile a far pagare in base alla produzione del rifiuto. Sapendo, come diceva il sindaco, che se il costo del servizio tra la raccolta e lo smaltimento è di 2 milioni all'anno, 2 milioni li dobbiamo recuperare. Da dove? Dalla zona industriale, dalle botteghe, dai cittadini, da tutti coloro che teoricamente possono produrre rifiuti e che quindi sono soggetti a pagare. E poi immaginate quanti appartamenti ci sono di gente magari vive altrove, vive a nord, che però soltanto perché già l'appartamento che quando viene il mese di gennaio o il mese di settembre è costretto a pagare un fornizio perché quell'immobile, siccome è dotato di servizi, automaticamente è possibilitato a produrre rifiuti a pagare. E ripeto, l'ideale, ed è quello lo sforzo che dobbiamo fare da subito, per le cose che si dicevano prima, per non pagare l'ecotasse da giorno, ma soprattutto in prospettiva, perché noi
circostanze, diamo la colpa a chi vogliamo. Fatto sta che noi purtroppo ci troviamo in questa condizione. Per cui su 1.400.600.000 euro che spendiamo per il servizio di raccolta, per il networking, per la polizia delle strade, per la raccolta anche per la polizia dei giardini e quant'altro, a fronte di 1.600.000 euro noi ci dobbiamo mettere 1,5 milioni ancora per lo smaltimento di questi rifiuti indifesi. Se riuscissimo, ripeto, a stringere questo sforzo a partire dal pubblico per finire anche alla plastica, alla carta e quant'altro, probabilmente la colletta della raccolta dei rifiuti diminuirebbe. Mi rendo conto che non è facile, perché le abitudini, l'utilizzo spasmodico di molti rifiuti ci porta a portare in discarica quantitativi enormi di rifiuti. Per quanto riguarda la zona industriale, abbiamo fatto un incontro con gli imprenditori esistenti, i quali sono effettivamente vessati 2 volte, pagano il rifiuto normale per i rifiuti assimilati a quelli urbani e pagano per i rifiuti speciali perché sono tenuti per legge laddove si produce il rifiuto speciale a smaltirlo con apposite aziende e devono dimostrare che effettivamente questo discorso lo fanno. Anche lì, comunque fino a questo momento ha riguardo una politica, diciamo così, che per chi già ha fatto i contratti di smaltimento di rifiuti speciali c'è una riduzione del 10% sull'intera superficie. Noi vogliamo vedere se riusciamo a ridurre questa percentuale, cioè a far pagare leggermente il meno e soprattutto laddove si dimostra che quelle aziende fanno una raccolta differenziata molto spinta, il ricavato dalla raccolta differenziata quindi distribuirlo sull'utente che però in quel momento sarà una cosa indifferenziata, cioè avrà il beneficio sia il cittadino che fa la raccolta differenziata sia l'utente che non la fa questa raccolta. Però la disponibilità, siccome uno è la banca per cui deve avere dei punti, deve avere dei guadagni. Perché sono anni, dal 93 che si paga, ma questa cosa non è soltanto una politica, come si diceva, ma anche in generalità. La capacità deve essere quella di essere virtuosi. O ci convinciamo che non ci sono delle e quindi ognuno di noi si mette in testa che comunque deve fare questo. Ci sarà già adesso stiamo facendo un positivo, diceva il sindaco che alcuni sono stati sanzionati perché hanno mantito i rifiuti migliorati non consumi, anziché alle 5 non hanno fatto le porte, sono stati sanzionati. Dobbiamo andare innanzitutto un atteggiamento, diciamo così, costruttivo, per cui convincere la gente a rispettare gli orari, a rispettare quelle che sono le ordinanze. Ma dove questo non è possibile? Bisogna passare al sanzionamento, altrimenti le leggi è inutile che il discorso più complessivo della tassazione per quanto riguarda gli italiani è un dato di fatto veritiero, ormai in Italia la pressione fiscale è intorno al 44% e contrariamente alla Svezia che anche essa paga il 44%, sì, però ci sono dei servizi efficienti. Ora qui per un po' di vicissitudini che non è il caso di stare a fare questa sera, è importante che comunque ci sia via verso un ridimensionamento. Si parla di una riduzione del cuneo fiscale, quindi meno IRPEF da parte dei lavoratori, e però per questo potranno i lavoratori dipendenti, però i pensionati o chi è disoccupato non potrà godere di nulla perché il pensionista disoccupato che non paga tasse automaticamente non avrà nessun beneficio in base. L'importante è mettersi nella verità per, come dire, dare non soltanto una sensazione, ma la certezza di andare verso un mondo, verso una prospettiva dove ci sia meno immonizia, ci sia meno tassazione, la condizione di soprattutto nei confronti dei giovani di poter assicurare un avvenire più roseo, un avvenire che gli permetta di guardare con sufficiente fiducia ad un inserimento nel mondo del lavoro. Però per fare tutto questo occorre
recepiamo, sappiamo che alcune potremmo dare una risposta immediata, per altre necessita di tempo, necessita soprattutto di una collaborazione, io colgo appello che c'era Giuffilmo prima, di un confronto con la vicinanza. Io sono del parere che noi dobbiamo istituire questo confronto serrato attraverso anche dei capitali di quartiere, cioè degli esponenti di ogni riunione che si interfacciano con una pubblica amministrazione a trovare le soluzioni più idonee, in modo tale che il cittadino che ha fiducia nel suo referente capisce che non c'è una cattiva volontà nel non fare recupero, ma è soprattutto perché ci sono delle difficoltà di carattere economico o burocratico che immediatamente non possono far risolvere i problemi. No, io volevo dire soltanto un paio di cose che potete fare portare. Innanzitutto relativo alla questione del conto differenziale, quello che diceva il signore e quello che diceva il signore. Allora, da quest'anno noi paghiamo in tassa 25 euro. Noi quest'anno abbiamo l'aumento dell'ecotasse che passa da 7,50 euro a 25 euro, che per il nostro comune si traduce in un aumento di 150.000 euro per quanto riguarda la casa e la tassa. Quindi diciamo che per tutti i cittadini avranno un aggravio corrispondente a questa cifra. Abbiamo però una possibilità per evitare questo aumento, cioè il fatto che nel mese di giugno 2014 dobbiamo dimostrare alla Regione di aver aumentato il 5% la conto differenziale rispetto all'anno precedente. Io l'anno precedente dobbiamo fare il 15% la conto differenziale, quindi dobbiamo fare il 16%. Quindi diciamo, ormai in questo momento gli strumenti per poter pagare il primo sono proprio nelle nostre mani, cioè i cittadini attraverso una buona pratica e un senso civico notevole hanno la possibilità di pagare di meno raggiungendo il 5% del conto differenziale. Ci rendiamo conto che ci troviamo in un contesto nel quale non è ancora arrivato il porta a porta, perché purtroppo entriamo in una situazione di gestione di rifiuti abbastanza complessa, e questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Noi abbiamo un contratto con la Lombardia che è stato stipulato nel 97, che scadeva dopo 6 anni, quindi scadeva nel 2003. Dal 2003 ad oggi, invece di essere fatto un nuovo appalto, è stato sistematicamente prorogato, che hanno chiaramente tutte le distorsioni che si possono generare in un rapporto contrattuale di questo tipo. Oggi l'Europa ci ha chiesto espressamente di non svolgere più questo servizio di raccolta sul nostro sito, perché per loro è anche economico, è obsoleto e non ha più molto senso. E purtroppo noi non possiamo nemmeno appartare il servizio, perché queste deleghe dell'appalto del nuovo servizio sono adesso in carico all'APO, cioè all'organismo sovranazionale, del quale il comune è parte in causa, e quindi di conseguenza noi abbiamo obbligato a Lombardia con l'ordinanza a svolgere il servizio fino a quando l'APO non avrà passato il nuovo servizio che prenderà chiaramente il porta a porta. Con il porta a porta quindi noi ci auguriamo a quel punto di poter raggiungere i livelli del conto differenziale più adeguati a quelle che sono le situazioni più regolari. Anche la questione dello spazzamento è derivante da un contratto di questo tipo, quindi tutte queste efficienze derivano anche da questo tipo di rapporto. Noi abbiamo dei tavoli periodici aperti con la Lombardia, con i quali segnaliamo situazioni anomale, quindi se di volta in volta qualcuno di voi ci segnala che altre persone non sono spazzate in maniera poco attenta, possiamo farle identificare e segnalare opportunamente alla Lombardia. Colgo l'occasione per dirvi che oggi sono stati installati 5 confinatori per la raccolta del Valle Esausto, 5 zone dell'abitato, distribuiti in maniera tale che questa cosa non sia una minima svolta, che prima veniva svolta occasionalmente, può essere svolta giornalmente. I posti che sono stati installati sono Piazza Colze, Piazza San Francesco, Campo Sportivo e altri 2 posti che in questo momento non mi ricordo, ma che si rifà di 5 paesi.
Un'ultima questione che volevo segnalare, cioè volevo in qualche modo parlare, è una questione di attività. Allora, per la questione del centro storico abbiamo pensato di rendere a senso unico, nel senso dell'ingresso, l'arco che è indicato in piazza Mercato, in maniera tale che si possano evitare intasamenti di zona. E chiaramente rendere a senso unico anche la piazza dei Martiri nella direzione in cui la piazza Mercato conduce verso via Francesco Pietro, però fino alla torre ottagonale. In questa maniera noi vogliamo mettere il primo tassello verso un riordino della viabilità all'interno del centro storico, che sicuramente sarà un'operazione complessa perché verrà fuori da un equilibrio di diverse esigenze di commercianti, esigenze di cittadini, di abitanti o di chi invece vuole semplicemente transitare da quelle strade. Però chiaro, questo processo sarà un processo partecipativo e in qualche modo essere condiviso con la collettività e con tutti quelli che possono essere coinvolti in questa situazione. Quindi in qualche modo è nostra volontà mettere mano a questa cosa e nei prossimi mesi vedremo di attuare delle azioni migliorate in questa direzione. Rispetto sempre alla raccolta differenziata, anche i servizi sociali rientreranno dal mese prossimo in risultati numerici. Grazie a un'azienda che viene da Bicotto, dal prossimo mese saranno installate all'interno della nostra città pendenti cassonetti per la raccolta differenziata degli indumenti usati. Questi cassonetti perché c'è un progetto che prevede che l'azienda che viene a immetterci nel territorio donerà per ogni cassonetto per 20 euro ciascuno al mese al nostro comune, e quindi abbiamo fatto un calcolo che nell'arco di un anno questi cassonetti porteranno nelle casse del comune acquaritese 4.800 euro. Chiaramente perché dico servizi sociali? Perché in questa convenzione che abbiamo stipulato con questa organizzazione, questi introiti saranno interamente destinati a progetti di servizi sociali. Questa organizzazione, oltre a versare 20 euro al comune, versa per ogni cassonetto 5 euro a quella organizzazione di lotta ai tumori. Quindi è un'organizzazione un po' speciale che proprio attraverso la raccolta differenziata degli strumenti in realtà interviene rispetto a problematiche di tipo sanitario e sociale. Sempre per il mio ambito volevo rispondere innanzitutto ringraziando questa parrocchia, devo dire la verità, la Caritas di questa parrocchia per il lavoro sempre molto attento e ricco che fa a favore dei più deboli e soprattutto di chi è nel disagio economico. Tant'è che noi stessi di comune spesso lì dove non arriviamo con le nostre economie che sono particolarmente risicate, poi rinviamo appunto alla parrocchia, alla Caritas locale, perché possa aiutarli quindi a sostenersi da punto di vista alimentare, ma anche per la casa, quindi questa parrocchia è veramente generosa con noi, e di questo vi ringrazio. Ma proprio perché abbiamo risorse particolarmente ridotte, purtroppo nell'immediato non posso dare risposta a quella fascia di disagio in cui mi ha parlato, che però parliamo della disabilità soprattutto dei ragazzi in età superiore all'età scolare, cioè dai 18 anni diciamo ai 65, quella fascia che spessissimo non viene compresa dalle istituzioni diciamo pubbliche e che quindi rimangono abbastanza in balia della famiglia, che è l'unica veramente vicina a questo tipo di problematiche. Io non mi sono presentato delle problematiche che mi avete presentato, ma purtroppo quest'anno come comune non abbiamo la possibilità di fare un progetto con il quale assumere persone che seguono
mettere in cantiere per il futuro, ecco, noi abbiamo detto troppe cose, quell'organizzazione che collega i supermercati con i prodotti che rimangono, che si possono ancora utilizzare. Abbiamo iniziato con la Casa Massima, un piccolo contatto che è rimasto un po' disatteso, io sono ancora in attesa di avere risposte, però anche noi abbiamo pensato a un banco alimentare da mettere sul banco alimentare, si aiuterebbe che, come dire, che cerchi di mettere a disposizione delle Caritas che veramente in questo momento sono l'interfaccia diretta di chi ha più bisogno. Però proprio quest'anno ho scoperto che chi finanzia, chi manda i beni alimentari alla Caritas a livello europeo è in difficoltà. I prodotti sono in soluzioni già per le Caritas, per cui noi comuni che ne facciamo richiesta non riceviamo risposte particolarmente vantaggiose, però anche in questo campo stiamo lavorando, sto mettendo, quindi sto contattando per ora i supermercati locali e poi mi auguro di poter arrivare a Casa Massima dove gli ipermercati hanno quantitativamente parlando questi prodotti che sono in via di scadenza, che hanno l'incontro leggermente rovinato, che invece sono perfettamente. Vabbè, ma bisognerebbe censire l'utenza, cioè non sovrabbondare. Mi serve infatti di rivolgermi alla Caritas cittadina, non solo quella di Sant'Eustachio e Sant'Agostino, ma quella cittadina, perché mi piacerebbe collaborare con loro come comune in questo tipo di interventi. Vi ringrazio di parlare, vi passo la parola. Io da questa posizione saluto, però vi dico soltanto queste cose perché no, per fare per rendere conto anche di qualche passo in avanti, qualche cosa chiesta, cioè, quell'altro che siamo a disposizione anche per un ulteriore incontro e poi volevo anche lanciare questa cosa che sono giorni complessi perché non organizzare con il quartiere diciamo una sorta di festa civica, diciamo così, cioè tipo dove quanti si fa prima un sopralluogo delle cose da aggiustare, quelle cose, quelle piccole valutazioni che si possono fare con volontariato e si possono, cioè, faccio un esempio, Piazza dei Martiri, questo c'era questo dalla posta, il merciato di Rosso, il rosso non per questo però voglio dire, non volevo fare di più, non c'è problema, troppo il colore diciamo delle cose, però c'è per dire piccole cose e piccoli interventi che magari voglio avere marcia, alfabetizzare, insegnare, cioè quelle cose che si fanno un po' e che magari possono, come dire, si vede il gioco, si organizza prima con i suoi su cui intervenire e poi guardi una domenica, un pomeriggio o un altro giorno qualsiasi, il sabato mattina si fa questa operazione. Potresti dare un aspetto, una collocazione diversa alle persone che abbiamo alla piazza? Ci rendiamo. Dobbiamo scoprire come coniugare una necessità dei cittadini del centro storico di avere dei conditori dove andare a stoppare i rifiuti e dall'altra parte anche che poi questi due elementi devono trovare un sacco di la mattina